Abbiamo ascoltato Non passerai, ma non nella versione di Marco Mengoni, come avrete capito, bensì nella dell'ospite che ci è venuto a trovare oggi, Dennis Bernardi. Ciao Dennis. Ciao, grazie mille. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie a te. Allora, chi segue YouTube sicuramente ti conoscerà, perché sei uno degli YouTuber che mette i suoi video, si fa conoscere. Perché, voglio chiederti, senti questa esigenza di mettere i tuoi video su YouTube e di far sentire quello che fai? È una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Io addirittura ho iniziato col cabaret quando avevo 15-16 anni, quindi mi piaceva molto darmi da fare, insomma, fare qualche sketch nei teatri, e poi è partita da lì la passione per la musica specificatamente, e quindi ho iniziato a scrivere, innanzitutto a cantare, poi a scrivere le mie prime canzoni. YouTube è arrivato dopo, e insomma è stato un ottimo modo per esprimermi, no? Sì, perché infatti tu fai tantissime cover. Come le scegli di solito? A seconda del momento magari cerco di cantare la canzone che va in quel momento per la maggiore, oppure semplicemente quelle che mi piacciono dei miei cantanti preferiti, insomma. E cosa è cambiato nella tua vita nel momento in cui YouTube, insomma, ti ha dato modo di farti conoscere da tante persone? Quali sono state le opportunità che ti ha dato? Beh, devo dire che, tra virgolette, ho iniziato a fare YouTube per la musica, per la mia passione per cantare, per scrivere canzoni. Da lì però mi sono, tra virgolette, inventato un lavoro, perché ho iniziato chiaramente a produrre i miei videoclip, quindi a montarli e anche a girarli, e attualmente infatti faccio il videomaker, quindi devo dire che oltre alla passione per la musica mi è nata, e ho coltivato questa passione per il video, per insomma la ricerca nelle applicazioni multimediali, nella grafica inoltre, e quindi questo attualmente è addirittura il mio lavoro. Quindi, se ho capito bene, YouTube ti ha dato modo di insomma di lavorare sulle tue qualità, tanto da portarti poi ad avere un lavoro. Sì, attualmente faccio il videomaker, oltre che appunto coltivare questa passione per la musica e fare il cantautore, tra virgolette. E infatti tra pochissimo poi ascolteremo un tuo pezzo inedito, Pelle di Luna. Com'è nata questa canzone? Questa canzone è stata scritta circa 1 anno e mezzo fa, e parla della storia d'amore che sto vivendo attualmente, quindi tanti auguri, una cosa ecco, molto intima, tra virgolette, ecco. Quindi insomma una canzone romantica che parla dell'amore in generale, perché poi quello che la gente, insomma, le persone ascoltano la musica, però quando si parla d'amore sicuro a un bel po' di persone si arriva, no? Perché è un sentimento talmente nobile, talmente desiderato e vissuto con intensità, che poi alla fine l'amore regna nelle canzoni, no? Sì, che poi tante volte vedo che è un po', rischia di essere anche un po' inflazionato, no? Perché sì. Soprattutto ultimamente io ad esempio ascolto molto la radio e cerco di informarmi, e vedo che va moltissimo il rap, e che non parla assolutamente di queste tematiche, anzi molte volte le canzoni romantiche rischiano di passare per le classiche canzoni pop, super romantiche, super melodiche. Invece secondo me anche il pop ha un valore, no? Ha un valore, no, ma assolutamente artistico. Sì, io sono d'accordo con te, infatti credo che a volte il rap poi faccia passare anche un'idea un po' sbagliata, ma secondo me è una questione culturale, nel senso che il rap in America, sappiamo che appunto nasce in America, ha tutta una sorta di ha dei temi comunque molto legati alla sessualità, anche alle volgarità, alla politica, certo. Alla politica, quindi trasportate in italiano ho come l'impressione, con tutto il rispetto poi per i rapper, di cantanti pop, chi sta uscendo adesso nelle classifiche, che si vogliono un attimo scimmiottare questo, e quindi anche la figura della donna, no? Ma anche i rapporti vengono descritti in maniera un po', dal mio punto di vista, questo ovviamente sbagliata. Invece preferisco appunto una canzone pop semplice, che appunto parli di sentimenti reali da vivere, e in cui poi tra l'altro ti puoi anche, come si può dire, rivedere. Io non riesco almeno a rivedermi nella musica pop, non so tu, nella musica rap volevo dire. Sì, guarda, io sono assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro vedo che proprio
il discorso dello scimmiottamento viene fatto in una nazione che storicamente è patria di poeti, che hanno sempre legato la parola alle emozioni più profonde. Cioè, noi siamo la patria di Dante e di Leopardi. Tante volte proprio ci penso quando ascolto tanti testi, tante canzoni rap, e dico quanta diversità, no? Perché poi a me piacciono, ad esempio, mi piacciono molto alcuni rapper, e ascolto molte canzoni pop, però c'è una diversità fortissima, secondo me, dal punto di vista anche storico, ecco. Questo è vero. Secondo me però noi abbiamo un po' un difetto in Italia, ma forse anche in altri paesi, che tendiamo a vedere magari l'estero, il Regno Unito, gli Stati Uniti, ma mi ci metto anch'io perché sono un grande appassionato comunque di musica anglosassone. A volte dimentichiamo un po' le nostre radici e quello da cui proveniamo, magari, sai, per quello che ci succede attorno, la politica, la società, la cultura, eccetera. Dimentichiamo un po' le nostre radici e tendiamo a guardare gli altri paesi come una sorta di porto a cui approdare più felice, quando in realtà poi siamo uno dei paesi culturalmente, oltre alla musica ovviamente, con più esperienza, diciamo, e più passato e più storia. Sì, infatti, e ti dirò di più, in realtà io vedo che anche attraverso internet, probabilmente molti giovani si stanno accorgendo di questa cosa e cercano di fare la cosa opposta, se vogliamo. Tra l'altro parlavo proprio con un mio amico, uno youtuber anche lui veneto, e notavamo il fatto che va moltissimo in questo momento la caratterizzazione dei personaggi anche attraverso YouTube, quindi l'accento un po' assolutamente non perfetto, il fatto che si parli di tematiche molto regionali. Io stesso faccio molte parodie in veneto e devo dire che vanno molto e sono molto apprezzate. Sì, che poi prendono spunto, diciamo, da una sorta di teatro vernacolare, che è un'altra delle cose che ci caratterizza. Infatti ho visto che sì, su YouTube siete in tanti, e il bello è che poi la cosa che a me piace di YouTube, è per questo che ho contattato te ma anche altri youtuber, mi piace il fatto che vedo dei ragazzi che possono essere miei amici, per dire, cioè persone comuni, certo, che appunto ti strappano un sorriso, ma appunto ascoltarvi anche cantare. Credo che YouTube abbia distrutto, e per me è una cosa positiva, quella sorta di barriera che c'era prima magari tra il pubblico e le persone che poi si proponevano nella musica e negli altri campi. C'era sempre un po' questa sorta di mitizzazione. Invece YouTube ha dato la possibilità a tutti di stare alla pari, perché tutti possono mettere video su YouTube, però poi c'è anche una sorta di meritocrazia, nel senso il pubblico può seguirti come non accettare quello che tu proponi. Nel tuo caso invece appunto è andata bene. Ma torniamo a parlare di noi, appunto del tuo canale YouTube. Si sa già quale sarà il prossimo video, che uscirà la prossima cover? Sto lavorando su alcuni progetti, devo dire la verità, e quindi non posso ancora dirti quale uscirà per primo, ma a breve scoprirete tutti quanti, insomma. Ci sono tante cose che bollono in pentola. Sì, in realtà il grande obiettivo sarebbe quello di terminare l'anno con una sorta di album che sarà a metà tra compilation e appunto un album con inediti, da lanciare attraverso vari iTunes, le varie piattaforme di condivisione musicale. Ragazzi, abbiamo concluso insomma questa intervista molto simpatica con Dennis. Abbiamo parlato di cose anche abbastanza profonde. Io vi ricordo che potete seguirlo sul suo canale YouTube oppure su Facebook, basta che cercate Dennis Bernardi, lo trovate, e trovate anche i suoi singoli su iTunes, fra cui appunto Pelle di Luna, che fra poco ascolteremo. Io ti ringrazio e saluto ancora tutti gli amici di Radio Stonata. Tra l'altro, voglio dirmi, è simpatico che mi abbiate contattato voi di Radio Stonata, che è una cosa che mi fa molto sorridere, perché io non mi sono mai considerato un grande cantante, stono tantissimo, e dire la prima intervista l'ho fatta con Radio Stonata è fantastico, perché... Guarda, in realtà adesso colgo la palla al balzo per spiegare anche a tanti radioascoltatori che ci chiedono: ma perché vi chiamate Radio Stonata? Perché insomma stonata non è proprio un termine che di solito è nobile nella musica. Invece no, spiego, questa radio è stata creata nel 2009, questa web radio, ed è molto legata a Giorgia, perché è stata fondata da due grandi fan di Giorgia. Giorgia ha nella sua discografia un album che si chiama Stonata, dato che sembrava un nome molto simpatico, Radio Stonata, insomma tutto è nato così. Ecco, ho colto la palla al balzo. Sono d'accordissimo, proprio sono per l'ideologia della stonatura. Ecco, stonati è meglio, ecco. No, dai, no, non magari così
proprio no, però tante volte no, ma me ne accorgo anche proprio nei live o cantando semplicemente, che molte volte arriva di più un cantante, come tra virgolette nel mio caso, perché non mi reputo un grandissimo interprete, insomma, magari meno perfetto. E questo tra l'altro è un discorso che ho sentito fare proprio dalla stessa Giorgia, che lei invece è intonatissima, che molte volte arriva appunto un interprete un po' meno perfetto, un po' meno studiato, un po' meno attento, che però lascia, come dire, con la sua interpretazione, con la sua arte, lascia di stucco tutti i suoi ascoltatori, anche appunto non avendo magari qualità incredibili. E appunto lascia una traccia al di là poi delle qualità vocali. E vediamo se i nostri ascoltatori capteranno la tua traccia ascoltando Pelle di Luna. Grazie mille Dennis. Grazie a voi. Ciao. Ciao.